Nemmeno il tempo di digerire i dati statistici che vedono il Vicentino tra le province venete con il numero più elevato di morti per overdose, fino a ieri 9, di cui 3 a Vicenza città, che già i freddi numeri vengono smentiti dall'attualità. Nelle ore scorse, infatti, proprio nel capoluogo c'è stata la 10ª vittima, la 4ª in città. Si tratta di un uomo di 36 anni residente nel quartiere San Bortolo. Secondo quanto si è potuto appurare, il 36enne era uscito da qualche giorno da una comunità terapeutica. A dare l'allarme sarebbe stata un'amica che ha avvisato i sanitari del SUEM 118 nella speranza di salvare l'uomo, ma purtroppo per lui non c'è stato nulla da fare. Sanitari che a loro volta hanno avvisato la polizia. Un'ultima dose, un ultimo buco che gli è stato fatale, una circostanza purtroppo non nuova per il Dipartimento per le Dipendenze. Il rischio di overdose è elevato in soggetti che escono fuori da una comunità terapeutica o escono fuori dal carcere, non hanno più la tolleranza chimica e quindi, utilizzando la stessa sostanza che utilizzavano prima di entrare in carcere o in comunità, possono morire per overdose. Un ritorno all'eroina che viene iniettata, un ritorno al rischio di possibili infezioni virali, dall'HIV all'epatite C, dati dallo scambio di siringhe. Sarebbero in aumento, secondo il reparto di malattie infettive, anche i focolai infettivi dovuti a stafilococchi che possono provocare endocarditi, infezioni dovute ad esempio ad una scarsa igiene cutanea nel punto dell'iniezione. Ma quando ancora una dose può diventare letale? Quando la droga o è tagliata male o, paradossalmente, ha una percentuale di eroina più elevata della media. Quindi il soggetto, acquistando la stessa quantità di sempre, ha una quantità maggiore di eroina e rischia l'overdose da oppiacei. È il caso dell'eroina gialla che ci segnalavano anche i colleghi di Mestre Venezia e che può essere immessa nel mercato. Droga a buon mercato, facile da reperire e oggi, come negli anni '80, si torna a morire per overdose.